Liberamente. Variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi e quanta gente ci sta. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, qualche giorno fa il direttore Vittorio Feltri ha assegnato il suo Bamba che assegna ogni settimana qui ai microfoni di Radio Libertà, diciamo al baraccone del Festival di Sanremo, a questo rito che si reitera ogni anno, come dire, allontanandosi ancora un po' di più dalla missione originaria di rappresentare la canzone italiana. Ma al di là di questo, Feltri poi ci ha detto: beh, Carlo Conti è perfetto, una persona stimabilissima che incarna al meglio questa medietà collettiva, questa normalità collettiva, un profilo da perfetto impiegato della Cariplo, ha detto il direttore Feltri ai nostri microfoni. Ecco, oggi prendiamo atto che il perfetto impiegato della Cariplo, l'uomo e il conduttore inno alla normalità media, se volete, poi è sempre in bilico, qualcuno potrebbe dire sulla mediocrità, ha dato una grandissima lezione intellettuale addirittura alla bolla mainstream. Sì, perché oggi c'è stata la prima conferenza stampa della 75esima edizione del festival. Tra le altre cose, insieme a Conti, che ne è il presentatore e direttore artistico, c'era Gerry Scotti che co-condurrà con lui una serata, Antonella Clerici, eccetera. Domande, fuoco di fila dei giornalisti, ovviamente, come è giusto che sia. A un certo punto la domanda che viene posta sul tavolo è la seguente: ma voi vi sentireste di definirvi antifascisti? Spiazzamento momentaneo dell'uditorio, perché come dire, si parlava del Festival di Sanremo. Carlo Conti ha la reazione normale, da uomo normale, e quindi stravince sulla bolla, perché esordisce dicendo: certo che il problema c'è, ci mancherebbe, cioè quasi tra lo stranito e l'offeso, certo che mi definirei antifascista. E poi aggiunge, a ruota di questo suo stranimento normale, medio, di persona che vive nella realtà quotidiana, dice anche: mi permetto di dire che certo la trovo una domanda anacronistica. Oggi sono più preoccupato da questioni come le frontiere dell'intelligenza artificiale, la macro questione dei satelliti, cioè dà addirittura una lezione di tecnopolitica e di geopolitica all'uditorio dei giornalisti, ma soprattutto con quella anacronistica smaschera questa veramente finzione in cui siamo intrappolati, per cui è tema dirimente attuale l'emergenza fascista in Italia. Perché se la domanda fosse stata voi vi definite antitotalitari, nemici del totalitarismo che nella storia ha assunto anche le vesti del fascismo, 1925-1945, c'è stata un'incarnazione del totalitarismo finita 80 anni fa, ma vi dichiarate in generale nemici di chi calpesta la libertà, nemici del marchingegno totalitario, che vuol dire oggi in primis nemici di mastodontici totalitarismi come quello comunista cinese, nemici del totalitarismo teocratico islamista iraniano, per esempio, o quello portato avanti dai talebani in Afghanistan, per esempio, oppure l'orrendo totalitarismo neostalinista della Corea del Nord. Cioè, se la domanda fosse stata: vi definite antitotalitari e quindi come subordinata ovviamente anche antifascisti, avrebbe avuto anche dell'attualità, seppur, come dire, immaginiamo che non si risolva il dramma del totalitarismo al Festival di Sanremo, ma sarebbe stata una domanda
scalata nel 2025. La domanda sul fascismo innesca la reazione normale, media se volete, dell'uomo normale medio. Beh, scusatemi, io trovo una domanda anacronistica, dice Carlo Conti. Tra l'altro Gerry Scotti aggiunge solamente questo, dice: beh, guardate, io ho avuto metà della mia famiglia fucilata dai fascisti, fate un po' voi. Cioè fa infrangere questo referendum del mainstream addirittura sulla biografia e sui drammi personali, e quindi segna un punto ulteriore, ma questo ha a che fare con la vicenda specifica, evidentemente tragica, della famiglia di Gerry Scotti. La lezione che dà Conti invece è proprio la lezione della medietà, della normalità, di chi non insegue queste chimere intellettualoidi prendendole sul serio, perché prendere sul serio l'allarme fascismo vuol dire che oggi sarebbe all'opera in Italia qualcosa di analogo alle leggi razziali, alla soppressione del senso politico, alla persecuzione dei dissidenti, all'alleanza con qualcuno come Hitler, cioè, e l'uomo Conti, l'uomo medio, Feltri direbbe l'impiegato della Cariplo, dice: vabbè, ma certo che sono antifascista, è ovvio, è anacronistico. E quindi ancora prima che inizi il festival ci tocca dire viva la medietà normale di Carlo Conti. Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto e lo specchio